Tragedia a Spresiano, 26enne armato di coltello si barrica in casa con i familiari minacciando il fratello. All'arrivo dei carabinieri scappa e si impicca lungo la linea ferroviaria. Il sindaco sconvolti, giornata tristissima. A 2 giorni dai funerali di Sara Burattin, questa mattina l'addio al suo assassino che poi si è tolto la vita. Le parole del fratello: non so se riuscirò a perdonarti, ma ci sarò sempre per tua figlia. Chi l'ha massacrata meritava più anni di carcere. Dopo la sentenza di ieri, l'amarezza dei familiari della giovane uccisa a Bassano. L'avvocato: aspettiamo le motivazioni, poi decideremo se ricorrere. Denunciò e fece arrestare il suo stalker scrivendo la storia in un libro. 45enne padovana aggredita e picchiata in casa. Espulsione di Darè, il coordinatore veneto degli azzurri Flavio Tosi lo corteggia, pronti ad accoglierlo. Se vorrà, abbiamo gli stessi valori e dopo le europee saranno in molti a voler venire da noi. Intanto a Bassano del Grappa Lega e Forza Italia insieme per il centrodestra senza Fratelli d'Italia, una scelta strategica che potrebbe ripetersi in altri comuni al voto. Tenta di evitare il controllo dei poliziotti investendo con la bici un agente. Pusher tunisino bloccato e denunciato dopo un inseguimento sotto un cavalcavia a Padova. Mi dispiace per i larici, ma se non si fa la pista da bob a Cortina ci rendiamo ridicoli. Bufera sulle parole dello scrittore Mauro Corona a Radio 24. I Verdi straparla. Il passaggio da persona a personaggio fa brutti scherzi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura: minaccia il fratello con il coltello, arrivano i carabinieri e scappa per poi impiccarsi lungo la ferrovia. Dramma Lovadina di Spresiano, giornata tristissima, dice il sindaco. Il 26enne stava vivendo un momento di difficoltà. Avrebbe confidato il suo stato di disagio agli amici più intimi poche settimane fa, ma nessuno poteva soltanto immaginare un epilogo del genere. Protagonista un ragazzo di 26 anni che lavorava come manutentore, una famiglia solida alle spalle, un futuro davanti. Eppure qualcosa è scattato nella sua mente. Sullo sfondo questo quadrato di terra tra via dei Cipressi a Lovadina, dietro il cimitero, e i binari della ferrovia, dove si sono concentrati uomini e mezzi fin dalla tarda mattinata. Difficile ricostruire l'esatta dinamica. Di certo il ragazzo, visibilmente alterato, aveva con sé un coltello quando ha iniziato a minacciare pesantemente il fratello più giovane, con il quale pare i rapporti non fossero buoni. L'allerta immediata ha consentito ai carabinieri di intervenire tempestivamente e scongiurare un'aggressione. Il fratello minore è stato fatto uscire dall'abitazione con l'ausilio di una scala. Attimi concitati con il 26enne che è però scappato poche decine di metri fino ai bordi della vicina ferrovia. Qui su di un traliccio il gesto estremo. Lo hanno trovato poco dopo impiccato. La scena è straziante, la circolazione ferroviaria viene sospesa. Sul posto arrivano vigili del fuoco, polizia, infine i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. La madre viene colta da malore e portata via in ambulanza. La famiglia si chiude nel silenzio. Sul posto il sindaco Marco Della Pietra soppesa le parole. È proprio una giornata tristissima, un'altra giovane vita che se ne va. Francamente non so se vi fossero dei precedenti o dei pregressi, ecco, da parte del ragazzo. A me personalmente sì, è stato un masso, quindi non saprei cosa dire insomma a riguardo. Attoniti gli amici di una vita, a parte la difficoltà confidata di recente, resta il ritratto di un ragazzo come tanti. Il dolore e lo shock in questo caseggiato rosso sono impenetrabili. Siamo vicinissimi alla famiglia, però non credo sia irrispettoso insomma cercare un contatto adesso. Aspettiamo. Non è facile, ecco, trovare il bandolo della matassa. È chiaro che ci si deve un attimo fermare a riflettere, perché se un tempo erano episodi davvero sporadici, adesso cominciano a prendere una piega un po' troppo così quotidiana, e quindi rischiamo che certi gesti cadano nella normalità, cosa che assolutamente non deve essere. A 2 giorni dai funerali di Sara Burattin, questa mattina l'addio ad Alberto Pittarello, il compagno che l'ha uccisa a coltellate e poi si è tolto la vita gettandosi nel Bacchiglione.
L'arrivo del feretro di Alberto Pittarello segna per Bovolenta il capitolo finale di una tragedia che ha straziato 2 famiglie e sconvolto un'intera comunità. A 2 giorni di distanza dall'addio a Sara Burattino, uccisa a coltellate da Pittarello, da cui si stava separando dopo quasi 20 anni assieme, questa mattina l'ultimo saluto al 38enne. La bara, ricoperta da un cuscino di rose bianche con il nome della figlia quindicenne, era accompagnata dai familiari. Durante l'omelia Don Lodovico si è soffermato sull'importanza di vivere le relazioni con maggiore sincerità e minor banalità, imparando a confidare agli altri anche i momenti di difficoltà e fragilità. Toccante il passaggio in cui prega i familiari di non sentirsi in colpa per quello che ha fatto Alberto. Nessuno attribuisca a se stesso qualche responsabilità per non essere riuscito in qualche modo a intuire e a sventare quanto Alberto ha pensato nelle sue ultime tragiche ore di vita. Ciascuno ha fatto quanto ha potuto. Alla fine della cerimonia le parole improvvise e forti del fratello di Alberto Pittarello: per quello che hai fatto farò fatica a perdonarti, ma mi prenderò sempre cura di tua figlia, ha detto, ringraziando tutti i presenti che si sono sciolti nell'unico forte applauso di questa mattina. In chiesa c'era anche la figlia quindicenne e la mamma di Sara Burattin. Anche questa volta 2 mamme che si sono ritrovate vicine nel dolore. La mamma di Alberto Pittarello abbraccia la bara e non smette mai di stringere al petto la foto del figlio. Le 2 famiglie, uniti in questi giorni della tragedia, ora dovranno trovare la forza per sostenere e accudire una ragazza di 15 anni che si è ritrovata orfana nel modo più crudele. Il giorno dopo la sentenza che ha condannato Enrique Cappellari a 21 anni per il femminicidio di Giulia Rigon, abbiamo incontrato il legale della famiglia della giovane donna ammazzata di botte dal compagno. I familiari si aspettavano una sentenza di questa entità, forse qualcosa in più, poteva essere dato qualche anno in più forse, e questo in considerazione del comportamento processuale dell'imputato, il quale per i familiari non ha avuto un momento di ripensamento in ordine alla vicenda. Questo è un aspetto che ha creato molta sofferenza. Non ha avuto un momento di ripensamento in fase di indagini, non ha avuto nessun ripensamento neanche nel corso del processo. Non dava un umano interesse alla vicenda che potesse far ritenere che abbia rivisto e ripensato quello che ha commesso. Nessun segno di pentimento, nessuna remora da parte di Enrique Cappellari, l'uomo che il 19 dicembre del 2021 nel suo camper parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano ammazzò la compagna, Giulia Rigon, commessa in un supermercato originaria di Asiago. Una crudeltà inaudita, tanto che le 2 PM avevano richiesto per lui l'ergastolo, ma in tribunale è stato deciso diversamente: 21 anni di carcere, 3 di libertà vigilata più le attenuanti. C'è dolore, c'è amarezza anche nelle parole dell'avvocato Antonio Marchesini, il legale che sta seguendo la famiglia dell'ennesima vittima di femminicidio. È l'ultima persona che ha visto Giulia. Al di là di quello che ha commesso, è l'ultima persona che ci può dire cosa effettivamente è successo. Per i parenti sapere questo è consolazione, è un modo per riuscire a chiudere la vicenda. Familiari che non riescono ad accettare quello che è successo alla loro figlia. Non c'è un epilogo adeguato, nel senso che anche se la pena fosse stata maggiore, loro la sofferenza ce l'hanno perché Giulia non torna. C'è stato un momento della deposizione della madre molto toccante: restituitemi Giulia. Non mi interessa, non è stato il Cappellari, restituitemi Giulia. Chiaro che questo non è possibile. E oggi stanno un po' meglio. Perché? Perché almeno si è chiuso il capitolo relativo alla responsabilità. In merito alla possibilità di un ricorso, la sentenza verrà depositata tra 90 giorni. Quando vedremo le motivazioni comunque valuteremo l'appello. In questo momento qua non credo. Denunciò e fece arrestare il suo stalker, una 45enne padovana. È stata picchiata ed aggredita in casa. Il suo racconto ai nostri microfoni. Ho sentito un tonfo e lì il mio istinto è stato quello, con le mani, di coprirmi così e di rannicchiarmi portando tutto il peso sempre sul letto, sul lato destro. Nella mia mente inizialmente ho detto: vuoi che caldo freddo del riscaldamento, si è scoppiato il vetro. Dalle mani messe così per coprirmi la faccia ho visto molto bene che questa persona, che era la stessa
del 1° di agosto. Sempre vestita di nero, io la chiamo così, muta da sub, per una roba talmente tanto aderente, nera, tutto completamente di nero, aveva solo gli occhi fuori. Quando è entrato, la prima cosa che ha sussurrato è stata, ci sarebbe una parolaccia da dire, ok, mi ha detto inizia con la T, hai messo allarme. Un incubo senza fine quello di Federica Fassina. La donna padovana, 45enne, aveva denunciato il suo stalker e raccontato la sua storia in un libro. Ora il suo molestatore è in carcere dopo che Federica ha patito 5 anni di inferno con minacce di morte, dispetti e insulti. La donna però 2 notti fa è stata aggredita e picchiata in casa da uno sconosciuto. Il particolare inquietante è che lo scorso agosto Federica aveva notato un uomo vestito di nero con il volto coperto fuori di casa. Questa volta però è riuscito ad entrare rompendo la finestra. Questo continuava a picchiarmi e a un certo punto mi ha detto una frase che a me ha lasciato pensare. Mi ha detto: smetti di rubare soldi. Ha portato via qualcosa? No, niente, assolutamente niente, solo fatto male a me. Per Federica quella frase, smetti di rubare soldi, e il fatto che lo sconosciuto con volto coperto, vestito di nero, alto e magro non abbia rubato nulla, significa che voleva vendicarsi di qualcosa. A suo dire sembrava mandato da qualcuno per impaurirla. L'aggressione è durata pochi minuti. L'uomo ha usato un oggetto simile ad una frusta. I segni violacei sul corpo di Federica raccontano la violenza. Inoltre lui sembrava conoscere le sue abitudini. Prima di andare via, quindi risaltare fuori dalla finestra, dico saltare perché comunque la finestra bassa, e mi ha detto: adesso arriva vecchia, e a quel momento lì non l'ho più visto. Io sono rimasta lì nella stessa posizione nel letto. Vecchia è un riferimento alla mamma di Federica, che abita al piano superiore e che appena ha sentito l'allarme ha chiamato la figlia e, non ricevendo risposte al telefono, è corsa in suo aiuto. Dopo essere stata medicata in ospedale, Federica ha già fatto denuncia. Non punto il dito su nessuno perché non ho la prova, però la mia idea di presunto mandante ce l'ho, per quello che è stato detto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco.